Ragazzi, buon pomeriggio, ed eccomi qua, mi ritrovo ancora una volta a postarmi sul social per cose che magari non vorrei mai che mi capitassero nella mia vita, soprattutto quella artistica, perché come già ho spiegato tantissime volte sono una, come tante, che fa tanti sacrifici per crescere artisticamente, dando veramente tanta professionalità e dando tanto affetto nel lavoro che fa. Io oggi mi ritrovo ancora una volta a dovermi difendere da qualche dico pseudo, e lo dico con tanta presunzione perché la verità è è ciò che penso. Magari in Davide chi dice la verità non è potuto avere, ma va bene così. Io mi sono assunta le mie responsabilità per ciò che è accaduto con il maestro D'Angelo mesi fa. Questo pseudo cantante, no artista, perché tu l'artista non tieni niente per me, te l'ho detto in forma privata, ma oggi mi ritrovo a dirlo sul social perché veramente ci hai massacrato le palle, te lo dico proprio bello, proprio a soddisfazione. Sono 7-8 mesi che non si è capito tu a me cosa vuoi, però sappi, pseudo artista Maurizio, però non mi ricordo il cognome, come ti chiamo, perché non mi ricordo. Io ricordo di te soltanto una canzone che la gente sa, la conosce per tutte parti, perché quello è stato un grande successo ancora oggi, a distanza di tantissimi anni. Un grande successo, ma gente che non sa che la canti tu, non sa che la canzone è la tua, quindi questo è grave. Io se fossi in te mi preoccuperei tantissimo, anzi se fossi in te mi chiudessi dentro il sarcofago, arrostivo fino a mo', che oggi per avere qualche follower su TikTok avete perso veramente il ritegno, vi dovete vergognare, perché tu, uomo però non so, cioè uomo perché si maschia, ok? Ma uomo non lo sei per niente, ti metti a paragone con me che sono una donna, una ragazza, una giovane mamma, ti devi soltanto vergognare, tieni 60 anni, stai inguaiato. Sappi che partiranno subito le denunce perché tu ti sei permesso di prenderti la confidenza di postare un mio vocale che ti ho mandato esattamente nei primi di gennaio, dove era successa da poco la discussione con il maestro D'Angelo. Io ho chiesto scusa al maestro perché ci sono andata un po' sul pesante, però io ho detto la verità, nel senso che il mondo neomelodico, partendo da quando è nato negli anni 80 Nino D'Angelo, ok? Perché prima di Nino D'Angelo esisteva la canzone classica napoletana, esisteva la canzone di Giacca, ok? Da Nino D'Angelo che ha creato la nuova melodia, siamo tutti quanti cantanti neomelodici, perché facciamo parte della nuova melodia, ma non perché siamo cantanti spazzatura. Mi sono spiegata, signor Maurizio? Quindi dicevo, sappi, signor Maurizio, che già sono partite le denunce, perché quello che hai fatto è stato grave. Tu ti sei permesso il lusso e la confidenza di prendere un mio vocale che ti ho mandato il mese di gennaio dopo aver ricevuto tantissimi attacchi da parte tua, attacchi che a te non ti interessano, perché tu con Nino D'Angelo non ci azzicchi niente, tu non sei nessuno, tu non sei nessuno, ok? Nino D'Angelo è la storia da raccontare e io in qualità di sua fan, di sua figlia artistica, mi sono sentita rinnegata. E voi non sapete nemmeno il motivo per la quale io ho reagito così e manco vi sto a raccontare, perché è una cosa mia personale, punto e basta. Ho chiesto scusa al maestro perché ci sono andata all'epoca sul pesante con le parole, ok? Ma io non rinnego nulla di quello che ho detto, ok? Ma tu, Maurizio, personalmente, che ti mettare da Nino D'Angelo, ma per fare cosa? In Davide non sei mai stata e mai sarai, perché non sia. Hai capito, Maurizio? Tu non sia. E tu voglio capire che problema hai con me. Mi hai chiesto un duetto anni fa, un duetto che magari non è rientrato nelle tue aspettative, perché magari ti credevi fa successo, ma purtroppo io non sono Camarone e Lourdes, Maurizio, io mi chiamo Giuseppe Attanasio, posso piacere come non posso piacere, evidentemente tu non piaci, non piacerai mai, a te non ti manca nulla, ma a me non sembra che a te non ti manca nulla, tieni 60 anni ma stai inguaiato, cioè tu potresti essere mio padre, ti metti a paragone in competizione con me. Tu con me. E cosa c'entri tu con me? Uno non c'ha niente perché si ommo però relativamente, perché per me l'uomo non fa quello che stai facendo tu e qualche cantante che si sta mettendo così fa non so manco come la già definì. Per me vi dovete vergognare perché siete proprio ridicoli. Siete entrati nel ridicolo solo per avere qualche follower in più, qualche visualizzazione in più, perché non avete niente da raccontare. Ma chiuditi in due sarcofago, arrostivo fino e mo'.
Ma Rossi, fino a mo'. Tu sei stato uno che ha avuto la fortuna di incarnare una canzone che la gente non sa manca che è a toia, che si chiama Scunnizia, è diventato un patrimonio della canzone napoletana, ma la gente non sa che la canti tu, Maurizio. Ma di cosa stiamo parlando? Tu da me cosa vuoi? Lasciami in pace, fammi sta quieta. Ok, sappi che comunque i tuoi video stanno dal mio legale e sono partite già le querele, le denunce, perché quello che hai fatto è grave e ti mettono veramente scorna, vergognati. Ma che razza di uomo sei? Sì, non, vergognati. Ma stiamo scherzando? Non ti nascondere dietro a Maestro D'Angelo. Non leccare nessuno, tanto non serve a niente, Maurizio, rimarrai sempre nel tuo sarcofago, sappilo. Ok? State perdendo il cervello. La questione Nino D'Angelo per me è chiarita, è finita là. Che tu hai preso un vocale mio di gennaio e l'hai pubblicato adesso, stiamo mese di maggio. Quindi concludo nel dire: hai perso tempo, Maurizio. Ritenta. Sarai più fortunato nella vita, magari in altro, non in quello che vorresti fare. Va bene? Detto questo, spero che la questione sia conclusa qua, anche perché non se ne può più. Basta, non se ne può più. Cioè, voglio dire, si sta parlando da quasi un anno. Ma talmente che sta Giuseppe Attanasio ha fatto una cosa così grave. Ma a me non sembra. Siamo in un paese democratico dove ognuno esprime il suo parere. Ok? Poi ognuno è responsabile di quello che dice. Io mi sono presa la mia responsabilità nel chiedere scusa al Maestro D'Angelo perché ci sono andata sul pesante sulle parole. Però sappiate bene che io difenderò sempre la mia categoria. L'abbiamo fatto ancora oggi con un grande concerto dove l'ho voluto io fortemente, l'ho proposto alle mie amiche, a Stefania Lai e Nancy, e loro hanno accettato. È stato un grande successo. Un successo che sta facendo parlare da oltre 3 giorni. Solo perché? Bah. Ma capite che a casa moro? Ma da questa esperienza che abbiamo vissuto della pandemia, aware, c'è sta aware, che ci stanno i guai? Pensate a me, pensate a Maestro D'Angelo, pensate a fare cattiveria, a dire le cazzate, tutte che stronzate. Ma dai, pensate ad altro nella vita, ragazzi, volitevi bene, non facete cattiveria, perché cattiveria non vi porterà da nessuna parte. Vi riporteranno soltanto nella vostra cattiveria e morirete da soli nella vostra cattiveria, perché sappiate bene, tutte quelle cose facca, quando iate là, non potete immaginare quello che vi aspetta. Va bene, siate più buoni nella vita. Lasciate da parte la gelosia, l'invidia, la cattiveria, non so come la definire. definire. E pensate ad altro, pensate a fare le cose positive nella vita. Non pensate a fare queste cose qua. Usate il social per fare altro, non per mettere zizzagna, non per mettere casini, macelli, per dire questo schifo, perché si vede solo schifo da questi social. È uno schifo veramente, è in qualità di mamma. Veramente io penso che ai nostri figli non abbiamo riservato un futuro per niente migliore di quello che abbiamo avuto noi, anzi stiamo rovinati. E questa è la cosa più brutta, perché ogni genitore fa tanti sacrifici per portare avanti la famiglia. Per garantire un futuro migliore ai propri figli, ma che futuro ci stanno a sti panni a sti figli di nostri? Questo è il vero schifo, ma io lo posso ammettere, magari, accettare da qualche giovane che non sa i valori della vita, ma non le persone adulte, che sono genitori e sono nonni. Mettetevi vergogna, ok? Abbiate un po' di dignità, un po' di rispetto, soprattutto nel confronto della donna. Ma che vado a imparare in Davide? Niente. Un bacio grande.